Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Trascorreremo un interessantissimo pomeriggio per affrontare una tematica che calza a pennello con la giornata di oggi, ma soprattutto è l'inizio di un percorso. Noi oggi vuole essere così la prima pietra di un percorso per restituire la dignità alla lingua siciliana. E infatti non è un caso che l'incontro è stato organizzato in occasione della Giornata Europea delle Lingue. Noi affronteremo questo argomento sotto tutte le sfaccettature e ringrazio i relatori e chi si alternerà qui al tavolo, perché da questo incontro devono scaturire una serie di proposte concrete affinché la lingua siciliana, che è tale ma che con il passare dei decenni è sempre più, e noi lo vediamo con le nuovissime generazioni, è diventata non soltanto clandestina ma io direi negletta, è diventata qualcosa che non si può pronunciare, che i nostri figli e i ragazzi sempre più giovani non solo non conoscono ma non parlano, non riescono a leggere e neanche a scrivere, quasi se ne vergognano. Quindi partiamo dallo stato di fatto attuale, dalla presenza di iniziative anche normative, e poi raccoglieremo, grazie anche a quelli che saranno gli spunti che potranno venire da quest'aula prestigiosa, anche delle proposte fattive. Ringrazio tutti i relatori e tutti quelli che interverranno, anche il dottore Latorre che interverrà da remoto, e do subito la parola a Davide Liotta, che è il presidente di ARB, che ci presenta questa iniziativa e ci racconta anche come è nata e perché. Certo, grazie Rosaria. Grazie a tutti voi per essere qui presenti numerosi. Grazie all'università che ci accoglie, che ha immediatamente recepito la volontà di poter attivare questo percorso, in particolar modo al professore Caroniti, che è stato l'interfaccia tra l'associazione RB e l'università. Grazie a te Rosario, perché tu immediatamente hai condiviso le finalità. Tra l'altro tu probabilmente tra i giornalisti sei stata una tra le prime, no? Che inserisci nel tuo linguaggio anche nelle modalità Donna Sarina, sì, no? La rubrica Donna Sarina. E grazie ovviamente ai relatori che hanno aderito, e un grazie particolare alla professoressa Rosa Gazzara. La voglio ringraziare immediatamente. Un applauso, perché intanto ci ha donato la sua presenza qua, ma ci ha donato un'opera in particolare, ce ne sono tante di cui lei è protagonista, ma ci ha donato un'opera tradotta direttamente dal greco al siciliano, l'Odissea. Perché desidero ringraziarla in questa occasione? Perché grazie alla sua traduzione e grazie a Vincenzo Tripodo, che è stato l'artefice di questa iniziativa, noi abbiamo vissuto un'esperienza magnifica, che è quella di un laboratorio teatrale. Tutti noi, come diceva Rosaria, avevamo dei timori. Non parliamo il siciliano, ma non ci sentiamo a nostro agio. E invece è stata un'esperienza potentissima. La capacità espressiva, la musicalità del siciliano è notevole. È stata un'esperienza magnifica. Questa esperienza è stata ovviamente messa a frutto insieme al dottor Aurelio Latorre, ma sarà poi lui a descrivere meglio, così come lo farà Vincenzo a proposito di questa esperienza, magari sarà capace di entrare nei dettagli. Un aspetto che desidero evidenziare: noi come associazione culturale facciamo tante iniziative, tante attività. Questa l'abbiamo sposata immediatamente perché almeno io personalmente mi sono sentito indignato di alcuni meccanismi che dal punto di vista normativo non tutelano la nostra identità e dunque le nostre origini, la lingua in questo caso. E in pochissimo tempo, in effetti in 39 giorni, perché tutto ha avuto inizio
quando insieme ad Aurelio Latorre ci siamo presi una granita sul lungomare e abbiamo discusso di queste cose. Aurelio mi ha fatto sapere alcuni aspetti ed è scattata la molla e abbiamo organizzato questo evento in questa giornata, proprio perché è la giornata europea delle lingue. Non vuole avere un sapore politico, ovviamente, vuole essere trasversale, vuole coinvolgere tutte le agenzie educative, tutte le istituzioni, ma tutte le realtà che possono di fatto fare la propria parte, dai mass media alle scuole, all'università, alle compagnie teatrali, a tutti i soggetti che possono essere portatori di un messaggio di questo genere. E non abbiamo ovviamente la presunzione di poter affrontare in questa occasione un taglio da linguisti, ovviamente non lo siamo, per cui non possiamo farlo, ma come diceva Rosaria, questo vuole essere il primo passo di un percorso da fare insieme, ovviamente, a chi può arricchire questo percorso, a chi ha le competenze specifiche per farlo. Noi come ARB, come associazione, ci proponiamo, in quanto abbiamo una discreta capacità organizzativa, e dunque ci proponiamo per raccogliere i contenuti, raccogliere i suggerimenti, raccogliere le proposte e metterle a sistema, fare in modo tale che dalle idee si possano tradurre in azioni. È un'attività che ormai facciamo da qualche anno, abbiamo una certa esperienza e per cui forse con un po' di presunzione, ecco, ci candidiamo a questo, nel rispetto ovviamente dei ruoli di ognuno. Io mi sono segnato alcune cose. E poi devo ringraziare Aurelio Latorre. L'ho fatto poc'anzi, lo ribadisco, perché mi ha dato una visione strategica, mi ha dato anche tutta una serie di contenuti che mi hanno fatto capire quanto era importante poter affrontare questa giornata oggi insieme. E quindi auguro a tutti noi un buon lavoro e sono convinto, mi piace pensare, che dalle parole possiamo passare a delle azioni concrete, poter individuare degli obiettivi misurabili, quindi non pie intenzioni, ma piccole azioni misurabili, magari datate, per cui ci diamo degli obiettivi con un momento di verifica e dunque buon lavoro. Grazie Rosaria. Grazie a Davide Liotta. Noi siamo nell'aula magna dell'università, invito Filippo Grasso a portare i saluti del rettore, anche perché Davide Liotta proprio ha posto l'accento anche sull'importanza della formazione, il ruolo che le istituzioni hanno in questo senso. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Porto i saluti della governance dell'Ateneo, il magnifico rettore, tutti i delegati, i prorettori che contribuiscono a rendere in questo territorio una apertura del nostro Ateneo alla cultura. Proprio la giornata mondiale, la giornata europea della lingua siciliana, in qualche modo ci dà la possibilità di poter riscoprire le nostre radici. E su due punti fondamentali vorrei che si insistesse per quanto riguarda anche un'attività che è trasversale alle politiche turistiche del territorio, di cui particolarmente mi occupo come delegato del rettore di questa università. Anzitutto la riscoperta delle nostre radici, del nostro passato, per trasmetterle alle nuove generazioni. E la seconda possibilità è quella che veramente si possa dare un contributo forte al nostro territorio della lingua siciliana, soprattutto alle nuove generazioni che ancora non la conoscono. Grazie, buon lavoro. Grazie, e aggiungiamo due ringraziamenti che sono... poi l'emozione mi ha tradito. Io desidero ringraziare la nuova condotta Slow Food Messina, perché anche con loro, con il presidente Nino Mostaccio e con Adriana Sirone, quando ne abbiamo discusso, hanno immediatamente recepito l'importanza e ci sono accanto, ci sostengono in modo significativo. E poi devo ringraziare l'Orchestra Filarmonica di Giostra,
come sapete è un'eccellenza, sono giovanissimi, sono bravissimi questo pomeriggio ci delizieranno con 3 pezzi, 2 ballate siciliane composte dal bravissimo e talentuoso direttore d'orchestra Giuseppe Lopresti e un pezzo della Cavalleria Rusticana. Grazie a voi ragazzi. Tra l'altro devo dire noi daremo spazio davvero a quello che sanno fare i nostri giovani, anche con 2 video molto molto belli, uno del liceo Maurolico e l'altro del liceo La Farina, non spoilerò, poi ve li facciamo vedere più tardi. Allora adesso ci colleghiamo da remoto con il dirigente della Presidenza del Consiglio Aurelio Latorre, sì, dovrei vederlo. Poco fa appunto Liotta ci diceva tutto è nato da una discussione che abbiamo avuto in agosto. Ecco, ora lei che è di Messina e che praticamente anche per lavoro e con la sua carriera che è stata veramente importante, continua ad avere la Sicilia e la città nel cuore. Ecco, il siciliano è considerato un dialetto e quindi una lingua di serie B. Come possiamo muoverci su più piani a livello locale, regionale e nazionale per restituire la dignità e quindi per difendere il nostro patrimonio identitario? Allora, forse c'è un piccolo problema Mi di audio. sentite? Ora sì, ora sì. Ok, allora buon pomeriggio a tutti, sono molto lieto di essere qui in questa occasione. Quello che volevo dire è che io sono appassionato anche di linguistica e quindi ho dovuto studiare per lavoro diverse lingue straniere e questo per me è stato un percorso importante per poi capire come la lingua delle origini, la lingua siciliana, non abbia niente da invidiare a tante altre lingue anche più blasonate, per capacità espressiva, per costruzione, per lessico e così via. C'è stato poi un episodio 2 anni fa personale. Voi dovete sapere che io da molti anni vivo e lavoro a Roma e i miei figli quindi vanno nelle scuole romane. 2 anni fa mia figlia tornò alla seconda elementare e la sentì parlare in dialetto romanesco. Allora mi sono detto no, bisogna fare qualcosa. Io vorrei presentarvi adesso delle slides per le quali cercherò di condividere lo schermo. Non so se si vede. Sì, la prima sì. Sì, si vedono. Sì, come diceva Davide, noi abbiamo pensato di dare il via a questo percorso proprio oggi 26 settembre in quanto è la giornata europea delle lingue. E se noi parliamo di lingue europee, possiamo anche chiederci dove sarebbe il siciliano se fosse una delle lingue dell'Unione Europea. E allora per curiosità ho provato a riguardare la tabella delle lingue europee, le lingue ufficiali dell'Unione Europea, e in sostanza la nostra lingua siciliana si collocherebbe nella fascia in giallo che vedete qui in questa tabella. Quindi come vedete non sarebbe affatto una Cenerentola nell'elenco delle lingue europee, ma al contrario sarebbe una fascia che attualmente comprende persino la lingua inglese, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il siciliano, come sapete, ha diverse sfaccettature, ha diverse parlate che variano molto a secondo dei luoghi. Questa, come sapete, è la mappa che abbiamo scelto per la locandina e il messaggio era di far vedere come il siciliano sia una lingua che ha anche molte sfaccettature diverse.
come una sorta di dialetti di una stessa lingua. Il che però non implica che non ci capiamo, perché ovviamente un messinese che parla con un palermitano, con un agrigentino, non avrà nessun problema di comprensione. Problemi di intercomprensione che invece sorgono quando un siciliano che parla solo siciliano e non italiano parla con qualcuno del nord Italia. Questo è un esempio che tra i linguisti si fa per cercare di fare capire quando due lingue sono diverse oppure l'una è il dialetto dell'altra. La Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo, è la regione più estesa d'Italia e la storia della Sicilia ci fa anche capire perché piano piano la lingua siciliana è stata accantonata. Noi siamo stati assorbiti dal Regno d'Italia nel 1860 e come sapete la politica del Regno d'Italia è stata quella di avere l'italiano come una lingua unificante nelle scuole, negli istituti pubblici e dove si poteva, e contemporaneamente di declassare a dialetti o lingue regionali di serie B tutto ciò che appunto non fosse la lingua italiana. Questo si capisce perché era un'esigenza storico-politica, però adesso ai giorni nostri è un'esigenza che non ha più ragion d'essere e nella quale invece è forse necessario un recupero della nostra identità storica. Il siciliano è in effetti una lingua antichissima, la mappa che vedete è probabilmente la situazione che i romani trovarono quando invasero la nostra isola intorno al 261 a.C. E fu proprio attraverso la contaminazione con i romani che il siciliano ebbe un'evoluzione e anche grazie alle influenze di vario tipo. Questo ci spiega perché la nostra lingua è una lingua ricchissima di influenze diverse da un lato e per altro lato perché comunque rimane una lingua neolatina, quindi molto vicina alle lingue neolatine che si sono evolute dal latino volgare. I parlanti siciliani, come sapete, non sono soltanto i siciliani che stanno nell'isola principale e nelle altre isole minori siciliane, perché il siciliano è parlato in tante altre parti. In particolare vorrei farvi vedere questa mappa in cui, osservando i puntini in blu, noi abbiamo un'idea di come le migrazioni dei secoli passati hanno portato famiglie di siciliani un po' in tutto il mondo. E in alcuni stati queste comunità di siciliani hanno cercato di mantenere il legame con le loro radici e hanno formato anche delle associazioni molto influenti. Un esempio è in questa diapositiva che vi mostro e che riguarda i siciliani che vivono negli Stati Uniti come discendenti degli immigrati nostri corregionali. Ci sono appunto delle associazioni molto, molto importanti che vedete citate nella diapositiva e c'è una distribuzione di siciliani ampia in tante città importanti degli Stati Uniti. Cos'è che manca però? Manca il dialogo con la regione madrepatria. Io da quel poco che ho potuto notare attraverso dialoghi o contatti con questi emigrati o figli di emigrati, ho notato che ci sarebbe un enorme desiderio da parte loro di riprendere un contatto con la terra delle loro radici. E questo secondo me apre una porta su una grande potenzialità di fare rete con i siciliani nel mondo. Pensate per esempio se in futuro si potrà fare un collegamento online, come lo stiamo facendo adesso tra Messina e Roma, ma farlo tra Messina e New York, per esempio, per parlare magari in siciliano con discendenti di siciliani che vivono lì. Come sapete si parla spesso dello status siciliano, c'è chi dice che è una lingua, c'è chi dice che è un dialetto. Qui ci sono delle cose che possiamo dire. Alcuni aspetti sono quelli storici, che sono indubitabili, come per esempio il fatto che
il siciliano fu una lingua della quotidianità in Sicilia dall'undicesimo secolo in poi, così come è indubitabile che il siciliano ha prodotto una letteratura antica, molto antica e anche moderna, molto importante. E c'è poi da dire, e questo mi sembra abbastanza importante, forse non se ne parla abbastanza, che l'UNESCO, che come sapete è un ente delle Nazioni Unite specializzato nelle tematiche del patrimonio immateriale, storico, e quindi anche del riconoscimento del patrimonio linguistico mondiale, ebbene i ricercatori dell'UNESCO danno al siciliano lo status di lingua, non di dialetto ma di lingua. C'è un apposito codice e ci sono delle apposite specifiche affermazioni nei rapporti dell'UNESCO che certificano questo aspetto, che a me sembra molto importante. In Italia invece il siciliano non ha una buona stampa, una buona reputazione e la legge che riconosce le minoranze linguistiche storiche, che è stata promulgata nel 1999, ha riconosciuto alcune minoranze linguistiche che sono presenti in Italia, ma non il siciliano. Quindi nella lista che voi vedete nel mezzo di questa diapositiva trovate anche lingue regionali come il friulano e il sardo, ma non trovate il siciliano. E allora uno può domandarsi che cosa abbia il siciliano meno del sardo, meno del friulano, perché il siciliano non è in quella lista, perché il siciliano non è riconosciuto. Tra l'altro, come sapete, la Sicilia è una regione a statuto speciale, che ha quindi una serie di guarentigie riconosciute allo Stato italiano, ma non la lingua. In questa diapositiva vedete in rosso le regioni italiane a statuto speciale e quello che salta all'occhio è proprio il fatto che mentre tutte le altre hanno la loro lingua riconosciuta, non è così per il siciliano. A livello regionale non si è fatto moltissimo. C'è però una legge molto importante che è stata promulgata nel 2011. E questa legge perché è molto importante? Perché prevede in sostanza l'insegnamento in tutte le scuole siciliane, sia della storia che della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano. Quindi è una legge di grandissimo spessore, importantissima. Però qual è il problema? Il problema è che questa legge è rimasta largamente inattuata, il che è un peccato, è un qualcosa che ci fa chiedere cosa sia successo per inceppare quello che sarebbe stato un percorso importantissimo per le giovani generazioni. E quindi questo sarà un tema che oggi cercheremo anche di dipanare. È possibile che in questo diciamo, scarso slancio delle stesse istituzioni siciliane e della stessa comunità siciliana a valorizzare la loro propria lingua, è possibile che abbiano giocato la presenza di alcuni pregiudizi verso la nostra lingua. Il primo l'abbiamo già esaminato, è quello che il siciliano potesse essere una lingua di serie B o un dialetto, diciamo, poco importante rispetto ad altre lingue europee, rispetto all'italiano. E ci sono altri pregiudizi che anche noi stessi ci ripetiamo. E questa, per esempio, che vedete in questa diapositiva è un estratto di quello che ogni tanto spesso si sente. Noi, ecco, nell'organizzare questo evento di oggi riteniamo che questo debba essere dibattuto e che i pregiudizi debbano essere superati. Perché, ricapitolando quello che ci siamo detti finora, noi abbiamo visto che il siciliano è una lingua molto molto antica, sicuramente più antica dell'italiano, quindi è impossibile sostenere che il siciliano sia un dialetto dell'italiano, visto che è venuto dopo. È una lingua molto ricca, è una lingua variegata ed è una lingua che ha prodotto una letteratura fiorente e che ha una grossissima capacità espressiva, e questo lo vedremo anche nella giornata di oggi, quando vedremo dalla lettura di brani o da altre forme di arte di quanto questa lingua sia espressiva e forte.
Io per il momento mi fermo e solo vi anticipo che ho preparato qualche altra slide solo per come dire, riassumere alcune azioni concrete che potranno essere fatte, però questo sarà nella seconda parte della nostra tavola rotonda. Quindi vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie ad Aurelio Latorre, ci ricollegheremo nel corso dei prossimi momenti per approfondire appunto quanto già di fatto lui ha dato proprio le linee generali di tutti gli argomenti da affrontare adesso. Mi ha colpito molto il fatto ad esempio che il siciliano sia, anzi che la Sicilia sia l'unica regione a statuto speciale che non vede la sua lingua riconosciuta dallo Stato italiano, diversamente dal sardo, dal friulano. Ora noi affronteremo questi argomenti con l'europarlamentare Ignazio Corrao, che tra l'altro, lo invito a raggiungerci qui al tavolo, che tra l'altro proprio su queste tematiche si è battuto molto in questi anni, no? Fra l'altro al grido di Amuni sostanzialmente è diventato il grido di battaglia, e anche perché proprio in Europa il siciliano viene vista come una lingua estremamente vulnerabile, e probabilmente anche per tutti i motivi che ha citato Latorre, anche il fatto che da noi viene considerata quella delle classi povere, quelle meno abbienti, non è elegante, viene visto in modo rozzo. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Per me è assolutamente un onore essere presente in questa sala così elegante, così bella dell'Università, del Rettorato dell'Università di Messina, e parlare di un tema che mi sta molto a cuore e di cui fondamentalmente è complicato parlare, ma è complicato parlare anche tra di noi, cioè noi non riusciamo a fare un convegno in siciliano, anche in questo momento. Dobbiamo riprometterci che il prossimo parleremo tutti in siciliano. Anche in questo momento, e questo è il punto di partenza del mio intervento. Allora, io ho 39 anni, faccio l'europarlamentare da 9, ho fatto convegni in francese, in spagnolo, tantissime volte, in inglese innumerevoli volte, in italiano, non sono mai riuscito in 39 anni di vita a fare un incontro in siciliano, eppure in Inghilterra ci ho vissuto un anno, in Spagna ci ho vissuto un anno, in Francia non ci ho mai vissuto, al massimo vivo occasionalmente in Belgio, in Sicilia ci ho vissuto gran parte della mia vita e non si riesce ad utilizzare quella che dovrebbe essere la nostra lingua madre come elemento basico di comunicazione. Il lavoro che attraverso le slide ha presentato il dottor Latorre precedentemente faceva una panoramica molto molto ben fatta e molto interessante di tutta una serie di ragioni su cui si potrebbe andare a snocciolare. Io ho una questione che poi mi riguarda anche molto, che mi riguarda personalmente, perché mia mamma è arbrescia, quindi lei... Dentro casa mia c'è la comunità linguistica protetta, mia madre fa parte della comunità albanese italiana, lei è nata in uno dei comuni Arbrescia della provincia di Cosenza, quindi in Calabria, fa riferimento molto a Piana degli Albanesi, che è fondamentalmente il centro più importante, nonché centro dell'eparchia, ma la prima lingua di mia mamma è l'arbrescia. Quando lei è stanca, quando parla arbrescia con sua sorella, con i parenti, è la sua prima lingua, poi ovviamente utilizza l'italiano, ma la prima lingua è quella. Suo fratello, che è un professore, scrive le poesie, le strade del loro paese sono in doppia lingua, tutte le indicazioni e i documenti vengono dati in doppia lingua, ed è una questione che consente ad una piccolissima comunità, perché stiamo parlando di una comunità di poche migliaia di persone in tutta Italia, di andare avanti, di conservare la propria origine dopo 500 anni, perché gli albanesi sono arrivati qui in Sud Italia quando i turchi ottomani hanno invaso la Grecia e l'Albania, ma loro continuano a mantenere il loro rito, a mantenere le loro tradizioni, i loro costumi, e
e a sopravvivere. Ora, perché tra le regioni a statuto speciale la Sicilia è l'unica che non è riuscita a farsi salvaguardare una lingua così ricca di poesia, di musica, di tradizione, di cultura? Probabilmente la risposta sta nelle dimensioni e nell'importanza strategica di una regione così grande, quella che oggi è una regione ma che per 700 anni è stato un regno, che comunque era al centro anche di tutta una serie di questioni politica internazionale per posizionamento strategico e via dicendo, che è diverso rispetto al Friuli o rispetto alla Valle d'Aosta, con tutto il rispetto parlando. La stessa Sardegna, che se non la si vive non la si conosce. Io sono un europarlamentare eletto nella circoscrizione Isole, quindi rappresento sia la Sicilia che la Sardegna, e peraltro mia moglie è sarda, quindi conosco discretamente bene anche quella realtà. È tutt'altro che una comunità linguistica omogenea, cioè leviamoci da lì, i sardi parlano il sardo in maniera diversa, non esiste, non è che hanno il sardo standard che viene parlato in maniera uguale a Cagliari, ad Oristano, a Sassari e a Olbia. Mia moglie è di Olbia, ad Olbia si parla il gallurese, che è una lingua o un dialetto, a seconda di come lo si vuole definire, completamente diverso al sardo, molto più simile al corso, su cui si può aprire un altro tipo di ragionamento. Però la cosa che è ammirevole da quel punto di vista, e vi faccio un esempio molto pratico istituzionale, che quando c'è stata l'ultima elezione del rinnovo del Consiglio regionale sardo e si è insediato il nuovo presidente della Sardegna, io mi trovavo lì, sono andato ad assistere all'insediamento. Il presidente della Sardegna ha fatto un discorso di insediamento di circa 30-40 minuti, tutto completamente in sardo. Cioè una cosa del genere in Sicilia non è che è inimmaginabile, è proprio impensabile. Cioè, immaginatevi Schifani che faceva l'insediamento con un discorso di 40 minuti in Sicilia, probabilmente non sarebbe riuscito a fare neanche 40 secondi. Ma neanche io ci riesco a fare probabilmente un discorso di... Non sarebbe neanche ben visto. Sì, no, infatti stavo per dire, l'avrebbero visto anzi male, avrebbero detto il linguaggio dei mafiosi. Se noi andiamo in un luogo istituzionale come può essere un'università, come può essere il Consiglio, come può essere l'Assemblea regionale, come può essere il Consiglio comunale, e ci si mette a parlare in siciliano, probabilmente uno viene visto come un analfabeta, come uno che non sa parlare correttamente. Perché? Perché questo è stato il meccanismo che si è creato nella Sicilia degli ultimi decenni, di tutto il Novecento, fino ad arrivare ad oggi, in cui io ricordo benissimo che quando ero piccolo, se i bambini parlavano in siciliano venivano rimproverati, tipo la tirata d'orecchia, parla in italiano, pezzo di ignorante, cose di questo tipo, quando in realtà era completamente l'opposto. Mi sono cominciato a rendere conto che c'era qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò quando io ho trascorso il mio anno di Erasmus in Galizia e mi sono ritrovato davanti dei professori universitari che mi chiedevano se volessi seguire i corsi in castigliano o in gallego. Qui c'era l'opzione e i colleghi di università galiziani seguivano tutti i corsi in gallego e davano tutti gli esami nella loro prima lingua, nella loro lingua madre, nonostante parlassero tutti tranquillamente il castigliano. Poi ovviamente in Parlamento europeo e nelle istituzioni europee l'impatto di alcune lingue, di alcune regioni è molto presente. Io ad esempio come colleghi dello stesso gruppo, nel mio stesso gruppo parlamentare, ci sono sia i catalani che i corsi che fanno un grande lavoro, hanno delle condizioni di base che provengono dal loro Stato, perché soprattutto in Spagna la tutela delle lingue è ad un livello completamente diverso anche rispetto alla Francia e senza paragone rispetto all'Italia. Ma per loro è il fatto di avere la loro lingua, di avere la loro letteratura, di avere la loro poesia, di avere la loro espressività, la loro differenza rispetto allo Stato centrale è un motivo, oltre che di grande identità culturale, ma una base su cui preservano e basano anche la loro identità politica, comunitaria, cosa che per noi è sempre molto complicato
e crea, a mio modo di vedere, anche un concetto di periferia mentale. Cioè noi, vergognandoci della nostra propria lingua, del nostro accento, che storia abbiamo di siciliani emigrati al nord Italia che si camuffano l'accento per non sembrare dei... A volte ti dicono, non sembra che sei siciliano. Sì, è come se ti stessero facendo un complimento. Come se ti stessero facendo un complimento. Io, ripeto, essendo cresciuto in una famiglia in cui mio padre è siciliano, quindi mio padre mi parlava in dialetto, mia nonna in dialetto, in siciliano, mentre mia madre ovviamente non lo parla, essendo calabrese Arbresce, quindi per me la lingua prima è stato l'italiano. Però mi ricordo benissimo che miei amici, bambini, che comunque parlavano principalmente sempre il siciliano, venivano sistematicamente rimproverati, quando in realtà quello era un elemento di ricchezza. Secondo me c'è diciamo gli eventi dell'ultimo secolo e soprattutto lo stigma negativo generato dalla mafia ha fatto molto per rafforzare questa spinta verso l'uccisione della lingua siciliana. Cioè, se il siciliano è considerato dall'UNESCO, che comunque è un'agenzia delle Nazioni Unite che ha sede a Parigi, ed è considerato come una lingua vulnerabile. Vulnerabile vuol dire che se non si mettono in campo determinate azioni, che in questo momento esistono soltanto grazie alla buona volontà di persone come lei, signora, che fa quel lavoro straordinario di traduzione, grazie a voi, le associazioni, ma sono tutte isole di persone di buona volontà. Dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista strutturale, c'è poco o niente. Allora, se adesso noi non ci impegniamo un po' tutti per cercare di dare seguito a quella legge regionale, a quella delibera, su cui sto cercando anche io di invitare un po' tutti al tavolo per velocizzare, il rischio, come ci dice la stessa Agenzia delle Nazioni Unite, è che quella lingua rischi di andare verso la scomparsa. È una lingua che si è già impoverita, perché è evidente che le persone che hanno qualche anno in più e che hanno parlato il siciliano in un determinato modo, hanno un lessico, una quantità di vocaboli che nelle nuove generazioni sono scomparse o comunque sono difficili da rintracciare. Quindi non è che il tempo è illimitato per cercare di fare questo lavoro di preservazione appunto della lingua stessa. L'Unione Europea nel suo trattato istitutivo si pone come obiettivo quello della tutela delle minoranze linguistiche e la tutela della diversità. Questa è la base su cui noi siamo, che peraltro Messina ha partecipato ampiamente attraverso la famosa conferenza del 55 nella costruzione di questo spazio di pace e di democrazia che è l'Unione Europea, che si pone come suo principio fondativo l'unione nelle differenze. Il problema è che quando noi parliamo di unione nelle differenze, per noi siciliani, cioè noi abbiamo delegato la nostra differenza a Roma, ma Roma non è la nostra differenza. Roma è stata parte della nostra storia, ma non è l'intera nostra storia. E soprattutto dall'unità d'Italia in avanti è un ultimo passo di una storia che in Sicilia è iniziata parecchi secoli prima e che si porta dietro un patrimonio che è straordinariamente gigantesco. Delegare a Roma quello che è la tutela, perché è lo Stato a negoziare a livello sovranazionale appunto per quello che è la tutela e appunto il riconoscimento della lingua, ovviamente non può che essere penalizzante. Quindi quello che ci possiamo auspicare è che dal basso arrivi quel tipo di spinta e quel tipo di riconoscimento, che passa necessariamente appunto per la regione siciliana, che è inspiegabilmente in ritardo su questo, o comunque ha considerato questa cosa importantissima un fatto secondario, per poi cercare a livello nazionale, una volta che hai il riconoscimento interno, di fare un lavoro anche maggiore, come riescono a fare i catalani, come riescono a fare altre lingue che possono essere considerate regionali o comunque non nazionali. Noi siamo in ritardo sul primo step, quindi quello che mi auspico è velocizzare il primo passaggio,
lavorare sulla consapevolezza interna, soprattutto sulle nuove generazioni, nello spiegare che non siamo la periferia di uno Stato nazionale, che peraltro sta diventando periferico pure a livello globale, quindi diventi periferia della periferia, ma sei il centro del Mediterraneo con una storia straordinaria che non conosci, quindi incominciamo a farla conoscere, e la lingua è patrimonio di quella storia e di quella cultura che va necessariamente valorizzata. Io mi fermerei qui. Poi se ci sta... Sì, no, poi quando... Grazie davvero per questo intervento. Poi se emergeranno spunti verso la fine possiamo trarre anche le conclusioni e intanto prendere l'impegno che appunto questo è l'inizio di un percorso da portare avanti. Tra l'altro faceva degli esempi, anche io ho pensato quante volte, anche io andando oltre lo stretto, sto attenta a come parlo, a non far sentire l'accento, a non aprire troppo le vocali, non ci riesco mai, perché è proprio una cosa psicologica, questo ci consideriamo da soli più bassi rispetto agli altri. Parlavamo di storia e quindi di tutto quello che è successo dal 1860 in poi. Io invito il professore Dario Caroniti a ripercorrere, e anche per farci capire che cosa è accaduto, che ha fatto sì che il siciliano, che era appunto una lingua che proviene direttamente dal latino volgare, poi di fatto è stato messo in un cassetto e anzi visto pure male, no? Come dicevamo prima, come la lingua dei mafiosi, la lingua da non dover, della plebe, da non dover parlare. Grazie. Sono sempre corti questi, ogni volta mi porti i libri, stavolta me lo sono dimenticato. E anche per me il siciliano è la lingua madre, ma non è la lingua padre. A proposito, perché mio padre proviene da un'isola linguistica gallo-lombarda, perché era di San Fratello. Però questo probabilmente all'onorevole Corrao e a me sicuramente pure dà una maggiore convinzione nel lottare per preservare un patrimonio culturale che si esprime tramite la lingua, ma non si riassume soltanto nella lingua. Diceva Rosaria Brancato che io avrei dovuto fare un excursus culturale a partire dal 1860, non vi voglio intrattenere per 6-8 ore, quindi mi limito a cercare di accennare ai problemi che hanno portato alla marginalizzazione del siciliano. Perché in Francia, in primis, e noi un po' a imitazione della Francia, abbiamo cercato di eliminare le lingue locali, perché il progetto di creazione di uno Stato nazionale è transitato dal tentativo di omologare il popolo, che era sicuramente articolato e diversificato, e per diventare una nazione aveva necessità di essere plasmato. C'è un elemento che sia in Francia che in Italia in periodi diversi aveva avuto questa idea di nazione e di popolo e ha indirizzato una formazione di una lingua, oltre che di una cultura. C'è l'elemento borghese che impone al resto della popolazione un modello al quale conformarsi. Uno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega, ci omologhiamo, quelli sono diventati francesi. Per fare un esempio banale, come la cosa sia riuscita benissimo in Francia, quando la Madonna appare a Bernadette Soubirous, gli dice che soy la Immaculata Conception, cioè gli parla una lingua che era la lingua di Lourdes dell'epoca. Oggi a Lourdes si parla soltanto il francese. Soltanto in Corsica c'è stata una grande resistenza contro l'omologazione, ma per fare un altro esempio, a Nizza, dove per secoli si è parlato in italiano, oggi si parla in francese. Cioè sono riusciti il governo e le politiche nazionali francesi a omologare un popolo e a farlo diventare, almeno sul piano linguistico, unito. Oggi hanno altri problemi, ma almeno questo è stato affrontato secondo un progetto.
L'Italia invece in questo progetto, i vari governi italiani, liberali e poi fascista, non sono riusciti a ottenere lo stesso risultato, perché nonostante la scolarizzazione di massa, i tentativi di fare di tutto il popolo italiano un unicum, ha avuto dei momenti senz'altro molto importanti, anche estremamente tragici, come la Prima Guerra Mondiale. Pensate, durante la Prima Guerra Mondiale la percentuale di morti siciliani, e attenzione, quando dico siciliano anticipo una cosa che voleva dire il professore Macris, non dobbiamo pensare soltanto ai siciliani della Sicilia, ma a tutti quelli che parlano siciliano in Italia, che sono i siciliani, la gran parte dei calabresi e gli abitanti del Salento della provincia di Lecce, perché il siciliano nasce come lingua del regno e una parte di questo regno continua a parlare in siciliano, con i diversi dialetti della provincia di Reggio, della provincia di Messina, della provincia di Catanzaro, della provincia di Lecce. Provincia di Cosenza parlano una specie di napoletano, ma siamo una lingua che comprende anche altre regioni, chiamiamole così, dell'attuale Stato nazionale italiano. Ma dicevo, questi siciliani durante la Prima Guerra Mondiale morirono in percentuale più alta rispetto, che so, ai veneti o ai toscani, si dice perché addirittura non comprendessero i comandi, perché i siciliani ancora nel 1915 parlavano soltanto siciliano, nonostante la scolarizzazione fosse partita, la scolarizzazione obbligatoria fosse partita 40 anni prima. Quando si riesce nell'obiettivo di marginalizzare le lingue locali, non soltanto il siciliano, perché dico non soltanto il siciliano? Pensate che in un'area del nostro paese, cioè il Piemonte, la cosa è riuscita perfettamente, non esistono più i dialetti piemontesi. È una cosa tragica perché dietro una lingua locale ci sono millenni di storia, millenni di tradizioni, millenni di identità che si perdono. Ora vi dicevo, il grande risultato si è ottenuto con la televisione nazionale. La televisione parla in italiano e il primo passo per marginalizzare la lingua locale è stato la televisione nazionale. Il disastro autentico però avviene attraverso la televisione commerciale, perché si aggiunge un'altra omologazione. Alla prima omologazione, che è quella linguistica, si aggiunge l'omologazione culturale, che significa l'abbassamento consapevole del livello culturale di chi ascolta. A che cosa è funzionale? È funzionale ovviamente a vendere il prodotto. Cioè io devo fare una pubblicità che raccolga e devo anche vendere un prodotto che sia ascoltato da tutti, quindi devo eliminare le differenze linguistiche ma anche le differenze culturali. Ora, non vi sto dicendo una cosa inventata o che sto analizzando io, sono le testimonianze che prendo di chi ha coscientemente pensato di fare un'operazione del genere. Cioè, ricordo una persona anche molto celebrata che è riuscita nel suo campo come Raffaella Carrà. Lei pensò proprio di fare un prodotto un pochino più basso in modo tale da poter raggiungere più persone possibili. Ed è sicuramente riuscito. Così come oggi ci si riesce ancora di più attraverso la rete, che secondo un movimento nato qualche anno fa doveva essere un'elevazione. Guardo l'onorevole Corrao, ma non è certo un accenno polemico. Si pensava che la rete fosse un'elevazione culturale, mentre la rete sicuramente rappresenta una omogeneizzazione verso il basso. Come si combatte questa omogeneizzazione e soprattutto a che cosa è funzionale? Vi ho detto prima, a vendere un prodotto, a creare un'omogeneità, a creare anche, per creare omogeneità, un abbassamento generale, ma è funzionale anche alla obbedienza. Io meno diversità ho, più omogeneità ho, più possibilità ho di controllo. Quello che i totalitarismi hanno cercato di ottenere negli anni 20, negli anni 30 e sino al 1989 è stata proprio l'omogeneizzazione dei popoli a loro assoggettati. Ma non ci sono riusciti in Germania in maniera completa perché hanno perso la guerra, non c'è riuscito il fascismo in Italia, non c'è riuscito il comunismo laddove si è affermato. Paradossalmente
si è riusciti in questo obiettivo nelle liberal democrazie. Ma non c'è difesa, e qua veniamo al punto che dobbiamo secondo me affrontare, non c'è difesa rispetto a questa globalizzazione e disidentificazione? A mio parere sì, c'è. Ovviamente necessita di una collaborazione che non può essere dal vertice verso la periferia. Cioè non possiamo aspettare che l'Unione Europea di propria iniziativa faccia una normativa, o anche che la Regione Sicilia, che ahimè dopo la sua istituzione, che fu il risultato di una contestazione siciliana che cercava di ottenere non l'autonomia ma l'indipendenza della Sicilia, non si ottenne l'indipendenza e venne dato dai partiti nazionali, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, venne dato invece come, non come contentino ma come soluzione, l'autonomia. Ma di fatto la Sicilia è sempre stata governata dal centro, governata dalla nazione attraverso i partiti nazionali. L'unica esperienza di difformità è quella di Milazzo. Ora non vi sto qua a fare appunto tutta la trattazione della storia di Sicilia, ma è una parentesi breve e conclusa. Tutti i leader della regione siciliana sono stati decisi dai partiti nazionali a Roma e la regione Sicilia è un ente decentrato dello Stato. Quindi non possiamo neanche pretendere che la Sicilia e la regione siciliana si erga a protettrice di una cosa che sarebbe contraria al proprio interesse. Tranne poche eccezioni, i nostri presidenti della regione sono stati sistematicamente espressione di una cultura nazionale. Quindi magari hanno come contentino detto che nelle scuole andava insegnato l'italiano e il siciliano, però poi questa cosa non è avvenuta. Hanno istituito una giornata della regione della Sicilia, che era magari in quegli anni funzionale a qualche interesse specifico, ma di fatto non ha avuto contenuto. Ma non ha avuto contenuto perché nelle scuole, nell'università, non abbiamo fatto molto, nel mondo del giornalismo e nel mondo della cultura. Si tratta, a mio parere, di invertire questa assenza e quindi di essere proprio presenti, facendo delle richieste specifiche, facendo in modo che ci siano degli orari. Qualche anno fa c'era un insegnamento di filologia siciliana all'università, oggi non c'è più, siamo andati indietro. Ecco, bisogna invece riprendere questi spazi, recuperarli, anche perché le lingue locali, se no, hanno le ore contate. Perché sicuramente per mia nonna e anche per mia madre la lingua madre era il siciliano. Per me non lo è, non soltanto perché mio padre era di San Fratello, perché per nessuno della mia generazione, di quelli andati al liceo classico alla Farina, era la prima lingua il siciliano. Come non lo è per i miei figli, ahimè, anche per responsabilità mia. E allora proprio questa responsabilizzazione deve portarci a far qualcosa per insistere a livello locale, a livello comunale, a livello regionale e anche a livello nazionale ed europeo per tutelare una identità, perché l'identità ha questo pregio, quello di conservare la tradizione, ma anche quello di essere orgogliosi di se stessi. Per essere in pace con se stessi, per avere fiducia in se stessi, noi non ci possiamo vergognare del passato e neanche dimenticarlo, perché l'uomo senza identità è oggetto delle mire di qualcuno, è oggetto di qualcuno e soprattutto non ha stima in se stesso. Grazie. Grazie a Dario Caroniti, ha riportato l'attenzione sul fatto, sul ruolo e la responsabilità che a questo punto abbiamo noi, no? Gli operatori del mondo della cultura, del mondo del giornalismo, la scuola, le istituzioni, prima ancora della politica, proprio per porre all'attenzione di chi deve intervenire. E sia il dottore Latorre che l'onorevole Corrao hanno ricordato che esiste in Sicilia una legge del 2011 e poi una successiva, un atto di indirizzo di giunta del 2018 che invita, almeno avrebbe dovuto invitare le scuole a cominciare a fare delle lezioni, di approfondire quella che è la lingua siciliana. Ovviamente da quel momento, dal 2011 a oggi, non è stato fatto nulla e certamente non per colpa delle istituzioni scolastiche.
Siccome si parlava anche del ruolo della cultura e dell'importanza della scuola, noi ora vi facciamo vedere un video che è stato realizzato dagli studenti del Mauro Ligo, che è Marifora, che dà un'idea di come appunto iniziative della strada che potrebbero prendere le iniziative in tal senso, e di come i giovani effettivamente le accoglierebbero anche con grande entusiasmo. Non saccio come fare per campare in questa terra mare e dolce. Io cresci ad areta sciato, saccio che mi spetta croce. Non avevo ciato manco per parlare, senza fiducia, senza pace, come scuro cuore. Domani mi non a casa, facciava chiaro, lontano da me, ma c'è amici, amore, cerco mai. E mi do il cuore, sei pure tu, come destino mi sceretta, soltanto non canto più. Lacrime sul cielo, dimmi pure tu, guardo fuori da finestra, scritto non si vede più. Non ti preoccupare cuore, mare cuore, mare cuore, mare cuore. Stamani mira non mi fa paura, mare cuore, mare cuore, mare cuore. Che bello mare cuore, bello mare cuore, bello mare cuore, bello mare cuore. Sul tasto cielo nero, nero, cuore singolo. Mi parlano i mille colori, ma che io vedo solo nero. Non posso ciancere che gli occhi miei sono sicchi e io mi carico come un balatoni. In testa terra fuoco e poesia, in testa mare, voci e canzoni. Se resto a rinesce, come cori in mani, noi nascemo qua, siamo siciliani. Sei un lago sotto cielo, va tu a me casa. Penso che hai a tornare, tutti onna penso mare. Non ti preoccupare cuore, mare cuore, mare cuore, mare cuore. Stamani mira non mi fa paura, mare cuore, mare cuore, mare cuore. Bello mare cuore, bello mare cuore,
Fino all'ultimo, perché dobbiamo vedere i nomi di tutti questi ragazzi che sono veramente straordinari e ci hanno abituato davvero. Il coro del Mauro Lico è veramente straordinario. Qui hanno, hanno condensato tutto in un video di una portata, di una potenza davvero che colpisce. Se ne scarrinesce, hanno detto, che è praticamente il detto tipico siciliano, che racchiude anche quello che siamo diventati, no? Se esco oltre lo stretto ce la faccio e riesco. Il professor Daniele Macris lo chiamiamo qui al tavolo. Sono riusciti a raccontare la Sicilia vista, cioè i loro problemi, la loro realtà con gli occhi degli studenti, attingendo a quella che è l'identità nostra dei siciliani, senza nessuna, cioè hanno fatto arte, hanno fatto davvero un pezzo di arte. Cioè io sono rimasta davvero colpita. Allora, intanto io sono qui a rappresentare la preside del Liceo Mauro Lico, che purtroppo per doveri istituzionali è dovuta andare a Rometta per un funerale di un alunno della scuola, e quindi mi ha pregato di sostituirla e appunto, ricollegandomi al coro che avete appena sentito, posso leggere il testo della preside e poi farò qualche considerazione sulle attività del Mauro Lico. E questo Mare Nero, Mare Fora è un inno alla speranza, alla rinascita, all'amore per la propria terra, una mano tesa verso lo stretto di Messina tra miti e correnti che sa cullare ma anche respingere. Il video del coro Mauro Lico di Messina interpreta un malessere senza età di chi sperimenta e subisce la solitudine, la delusione, la paura, il senso di smarrimento e una troppo fragile speranza nel cambiamento. Un corpo che canta, una voce che danza lentamente si illumina, si riscalda, si accende, e il cuore si colora, il cuore si innamora. Questo è il significato, il messaggio di questo coro che ormai da diversi anni accompagna le attività del Mauro Lico. Anche 2 anni fa ricordo i 100 passi, ispirato appunto, che ha avuto anche un grande gradimento a livello nazionale. E la preside, nella sua esperienza di dirigenza, mi raccontava che proprio aveva agevolato l'uso del dialetto allorquando si trovava a dirigere la scuola elementare di Giostra, laddove appunto il dialetto, soprattutto a livello di scuole elementari, era abbastanza diffuso. Naturalmente al Mauro Lico il discorso deve essere diverso. Ricordo che per esempio nel 2014 il professore De Angelis, l'ordinario di glottologia della Facoltà di Lettere di Messina, ha seguito alcuni alunni delle mie classi, hanno fatto un corso molto approfondito sui rapporti tra il siciliano e il greco, nelle sue diverse stagioni, quindi dal greco antico al greco moderno. Questa attenzione, diciamo, è naturalmente stimolata dalla natura della lingua siciliana, perché la lingua siciliana è la testimonianza vivente di ciò che è una civiltà, cioè qualcosa di stratificato che poi arriva ad una conclusione. Purtroppo lo Stato unitario e post-unitario non ha, diciamo, garantito lo status di questa lingua, ma appunto, come è stato ricordato dal professore Caroniti, la lingua siciliana non finisce in Sicilia, non finisce a Messina, copre più di metà della Calabria, la provincia di Lecce. Quindi già questo imporrebbe un dialogo tra le regioni, almeno fra 3 regioni e fra 5-6 università, per portare avanti.
quando noi andiamo a parlare, per esempio, del De Vulgari Eloquentia di Dante in primo liceo, laddove c'è una prima suddivisione, ecco, non scientifica, ma comunque ragionata, delle lingue e dei dialetti, ecco, delle lingue, diciamo, che si parlavano in Italia a quel tempo, cioè all'inizio del 1300, ecco, allora a quel punto l'insegnante di italiano, se è adeguatamente formato, se sa, perché non è detto che sappia, l'insegnante di italiano, se sa, deve soffermarsi sulla natura particolare del dialetto siciliano. Un dialetto siciliano che, tra l'altro, sin dall'inizio è stato fortemente censurato dal punto di vista linguistico dalla censura toscana, perché i testi dei poeti della scuola poetica siciliana sono stati corretti e sono stati poi letti secondo la correzione toscana. Questo sin dall'inizio. C'è stata una censura. Ecco, la lingua siciliana è la lingua, cioè, di uno Stato che non ha trovato poi compimento. E forse sconta questa incompiutezza politica. La sconta con questo stare sospeso. Per quello che riguarda poi Messina, vedete nella cartina, è segnata come comune di minoranza linguistica greca, ma bisogna anche dire che l'arciprete greco Giuseppe Vinci nel 1759 ha pubblicato Etymologicum Siculum, uno dei primi vocabolari etimologici del siciliano, con riferimento anche al greco per quello che riguarda le parole derivanti dal greco, ed era l'arciprete greco-cattolico di Messina, anzi diciamo che è stato l'ultimo che ha scritto manualmente il greco, perché al suo pugno è dovuto il codice del Fondo Nuovo 31 del 1771, l'ultimo codice manoscritto della Biblioteca regionale di Messina, 1771. Siamo molto avanti e ancora c'era qualcuno, un prete greco, che scriveva greco. Quindi, cosa si può proporre? Intanto una formazione sistematica degli insegnanti di italiano e anche dei maestri, che ormai sono tutti laureati, che abbiano un'idea di quello che è stato l'origine e lo svolgimento del siciliano. Ricordava la dottoressa Brancato: quando vado al di là dello stretto mi controllo, cerco di non aprire troppo le vocali, ma questo è l'esito del latino tardo, non è una colpa. L'esito del latino tardo a sud del Monte Pollino è stato questo. Per cui per sentire le vocali giustamente articolate lei deve arrivare in provincia di Potenza. Perché anche se il cosentino è una sottofamiglia del napoletano, tuttavia i cosentini non distinguono le vocali aperte e le vocali chiuse, perché hanno un vocalismo cosiddetto siciliano con alcune, varianti. Quindi il vocalismo siciliano è questo, è l'esito più semplice del vario vocalismo tardolatino. E questo non è che uno deve vedere come una colpa, è il risultato di una storia. La storia a sud del Pollino ha portato a queste, a queste considerazioni. Poi, se vogliamo dire che nel dialetto, per esempio, di Messina, come in quello di Reggio, come in quello di Vibo, ci sia una certa debolezza dell'infinito, che non è poi comune alle altre province siciliane, ma noi abbiamo l'uso, che ormai va sparendo proprio per la scolarizzazione di massa e per l'omologazione televisiva di cui parlava il professore Caroniti. Ma se noi dobbiamo dire non mi scanto, mi dedico, è vero,
Perché non usiamo l'infinito? Perché il sostrato greco medievale non ha l'infinito e non usa l'infinito per questo tipo di proposizioni. E così è per la provincia di Messina, e così è per la provincia Reggina e per la provincia di Vibo Valentia. Questo significa che allora gli insegnanti devono essere ben formati nelle università e anche con corsi extrauniversitari. Poi, se la politica riesce a prevedere un'ora di televisione in dialetto locale alla settimana, se la politica riesce a prevedere l'inserto nei giornali cartacei online di una pagina o di 2 pagine nel dialetto della regione o della provincia, noi saremo grati a questa politica che sarà in grado non solo di proporre ma anche di sostenere adeguatamente dal punto di vista finanziario queste iniziative, perché queste iniziative comportano investimenti. Allora, piuttosto che investire nelle guerre scellerate, si investa nella conoscenza, nella diffusione, nella preparazione di tecnici, perché scrivere il siciliano non è una cosa facile, come scrivere qualsiasi altra lingua. Se ci deve essere un sistema, diciamo, foneticamente fedele e scientifico, bisogna formare formazione, finanziamenti e un piano che investa televisione, scuola, stampa. Solo così possiamo cercare di invertire una rotta. Giustamente il professore Caroni diceva: io non sono un parlante siciliano, non lo sono abbiamo imparato, orecchiato un dialetto così di tipo urbano nella nostra adolescenza, con fugaci rapporti con la campagna o col mare e così via. Ma ecco, la nostra situazione è questa. Noi siamo una platea di fruitori del siciliano di circa 7, 8, 10 milioni di persone e a cui mancano gli strumenti, a cui, diciamo, non è stato dato un indirizzo, una rotta. Allora la scuola è importante, l'università è importante perché deve formare il personale, ma soprattutto ci deve essere la volontà e la presa di coscienza politica che queste cose devono essere finanziate, perché, come diceva un preside originario della provincia di Cosenza, con l'acqua i pesci non si fregano. Ecco. L'avete capito, vero? O senza soldi non si canta messa, però detto... Grazie al professore Macris. Adesso passiamo ad un altro video, che è quello realizzato dagli studenti del liceo La Farina, ed è un po' proprio come dare la voce a loro, sapere che cosa ne pensano di tutte queste di questa legge inattuata sostanzialmente nelle scuole siciliane. Il siciliano. Che cos'è il siciliano? Quando noi ragazzi utilizziamo il siciliano? Ti manca quando sei fuori? Qualche volta ti senti a disagio? Per te, cos'è il siciliano? Famiglia. Tradizione. Casa. Cultura. Ricordi. Sensi di colpa. Io voglio fare l'attrice. Il siciliano è uno strumento importante per me. Recitarlo non è semplice, ma saperlo fare è un vantaggio. E per mia esperienza personale posso dire che è un orgoglio. Il siciliano è sempre stato una parte di me. Utilizzandolo alle elementari, però, ho iniziato a sentirmi a disagio. È una parte di me fondamentale e l'ho capito soltanto negli ultimi anni. È un pezzo di casa. Prima associavo tutte le persone che parlavano siciliano a dei modi di fare poco eleganti, i cosiddetti zalli. Con il tempo però ho capito che parlare siciliano non implica per forza essere persone poco eleganti e anch'io nei momenti opportuni ho imparato ad usarlo. Il mio rapporto con il siciliano in realtà è sempre stato ottimo. Non mi sono mai ritrovato a giudicare nessuno per l'utilizzo del siciliano, perché non la reputo una lingua poco elegante.
Per me il siciliano è quotidianità, lo uso a casa, lo uso a scuola fra i compagni, ma soprattutto quando esco con gli amici. Mi piace pensare al dialetto siciliano come un contenitore di diversi dialetti e modi di dire. Un pozzo senza fondo di termini curiosi. In famiglia, quando ci riuniamo, ci prendiamo in giro a vicenda, perché parliamo diversi dialetti siciliani, con il mio cugino di Milano che non capisce una parola. A momenti non ci capiamo tra di noi, figuratevi lui. Beh, con il siciliano ho un rapporto un po' particolare, diciamo. Non lo utilizzo quotidianamente perché effettivamente non lo conosco e di conseguenza non lo so parlare. Magari in qualche occasione con gli amici per scherzare o fare delle battute. Se devo essere sincera, però, mi piacerebbe impararlo. Ma chissà come sarebbe fare lezioni in siciliano. Vediamo, c'è qualcuno che sa che vuole dire virus? Io saccio. Che vuole dire, dai? Veleno. Veleno, esatto, figlioli. La parola virus vuole dire veleno. Vai, figlioli. È sempre assisto ogni anno l'influenza, ogni anno cancio vaccino. Picchi cancia, giusto? Cancia, picchi cancio vaccino, vero? Picchi cancio virus. Quindi i virus cosa fanno? Mutano, si dice, ovvero canciano. Perfetto, bravi, bravi. E posso offrire solo una cantata, solo sta voce mi detti la vita, poeti suonatori e stampa santi. Possiamo dire che sono stati gli studenti stessi a rispondere a tutte le domande che ci siamo fatti sin dall'inizio di questo incontro. Potremmo continuare. Sì, potremmo continuare. Allora, io invito la dirigente scolastica del liceo La Farina, Caterina Celesti, a raggiungerci, perché davvero abbiamo sentito tutta una serie di risposte da questo video ai nostri interrogativi iniziali. È un nostro video casalingo, cioè tutto gestito in famiglia, non abbiamo reading, quindi è un po' fatto così. E fra l'altro la professoressa è proprio la nostra insegnante di scienze che si è prestato, questo è il clima che si vive quotidianamente al liceo classico La Farina. Che dire, avevo preparato un mio canovaccio, però qua gli spunti sono veramente tanti. E ripercorrendo un po' quello che è anche la mia storia a scuola, in realtà la scuola è sempre stata aperta anche al dialetto. Ricordo di progetti anche presentati da maestri elementari, soprattutto alla primaria. Progetti anche con qualche finanziamento regionale c'è stato, anche prima del 2011 che io ricordi. Diciamo che più che altro erano i docenti a proporre o drammatizzazioni o pezzi teatrali ai ragazzi, quindi questi esperimenti sono stati fatti. Fra l'altro anche noi come scuola abbiamo realizzato dei graphic novel, uno su Graziella Campagna, tutto in lingua siciliana. Abbiamo utilizzato anche, io conosco anche il leader del gruppo Imalanova, loro incidono e scrivono in siciliano, per cui avevano composto una canzone su Graziella Campagna, che è stato il nostro sottofondo, quindi abbiamo studiato quelle che erano le parole della canzone che veramente io vi invito ad ascoltare perché è da brividi. È il nostro poi racconto, perché è anche importante raccontare le nostre tradizioni ai nostri ragazzi che sconoscono, non conoscevano Graziella Campagna, non conoscevano eroine come ci ha rimandato il nostro Lelio Buonaccorso in Vento di Libertà, anche là in siciliano, lui è venuto più volte, noi invitiamo dei personaggi che veramente ci fanno rivivere, perché la nostra lingua è la nostra tradizione, i nostri usi, i nostri costumi che si stanno però perdendo. Noi scuola apriamo all'internazionalizzazione, siamo noi per esempio scuola anche Cambridge, per cui loro si diplomano anche con una doppia maturità e quindi quasi quasi apprezziamo l'esterofilo, noi siamo un po' esterofili, però poi perdiamo un po' di noi. Però questo ci rimanda anche, qua ho sentito tutti, l'onorevole Corrao, un po' tutti, all'affettività. La lingua siciliana è affetto. Qua ho sentito parlare di nonna, ho sentito parlare di mamma, io anche avevo una nonna catanese che anche recitava in catanese, avevo una nonna messinese che si esprimeva, aveva una bottega, un emporio del vecchio
periodo aputia, la cosiddetta putia, per cui lei si esprimeva nel piccolo territorio proprio in siciliano. Per cui termini come ad esempio dugliau, che io non ho più sentito, ritardare, termini non lo so come, sono termini veramente di difficile interpretazione per chiunque, figuriamoci per i nostri ragazzi che sono abituati ad altro. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ragazzi cosa ne pensassero, se loro si esprimevano in questo senso, se si esprimevano col siciliano, se lo conoscessero, se a casa ovviamente la quasi totalità ha detto no, noi ogni tanto va bene, ci fregiamo, anche a me in collegio dei docenti ogni tanto mi scappa qualche parola in siciliano perché rende l'idea, noi diciamo che rende più sanguigno il nostro, perché ci sono dei termini che è impossibile tradurre in italiano, per cui ce li rendono solo in siciliano, perché rendono su delle idee che sono solo nostre, molto caratterizzanti. Quindi penso che invece la scuola sia pronta a effettuare evidentemente anche delle sperimentazioni, siamo aperti a questo, forse la scuola è il territorio fertile per eccellenza per avviare un discorso, noi ci siamo e le testimonianze ci sono. Talvolta, per esempio, con i ragazzi mi piace molto parlare con i ragazzi, parliamo di Marcello Crispino, il nostro come dire, catalizzatore dei difetti del siciliano, per cui c'è questo scambio e viene molto apprezzato, però in maniera satirica, per cui sì, ci appartiene, però noi siamo anche altro, c'è tutta una cultura dietro, viene ancora prima, come avete detto, del toscano, quindi c'è tutta una scuola prestigiosa siciliana ai tempi di Federico II, per cui abbiamo tanto da raccontare ancora, e io penso che la scuola sia effettivamente l'istituzione cardine della rinascita della lingua, per cui mi sento di dire per me, ma anche per tanti colleghi, perché si anche collabora di rete con altre scuole e abbiamo evidentemente portato avanti dei prodotti anche di qualità. Quindi la scuola è pronta e la scuola c'è. Sì, la scuola assolutamente. C'è. Grazie a Caterina Celesti, grazie al lavoro che avete fatto. Mi è piaciuta molto la spontaneità con la quale un ragazzo ha detto per me il siciliano era la lingua dei Nizzalli, esatto, che di fatto ha sintetizzato quello che si pensa, quel senso comune, sostanzialmente. Grazie a Caterina Celesti. Tra l'altro poi a questo punto possiamo provare anche a fare veramente degli esperimenti nelle scuole, cioè cominciare a fare dei progetti pilota in questo senso. Abbiamo già la disponibilità sia del Mauro Lico che della Farina. Ora io invito, perché restiamo nel campo dell'arte, e invito il regista Vincenzo Tripodo a raggiungermi e a raccontarci di questo bellissimo laboratorio sull'Odissea che potrebbe all'inizio potrebbe sembrare un'idea un po' folle e che però si è rivelata di una portata davvero straordinaria. Grazie Rosaria, grazie Davide. Io vengo dal teatro e dal cinema e dall'opera lirica e da Gravitelli, non necessariamente nello stesso ordine, quindi sono uno di quei ragazzi cresciuti a tumpulate quando gli usciva una parola in siciliano, e ovviamente come tutti gli arieti con ascendente Sagittario me ne sono fregato e ho fatto l'esatto opposto di quello che mi si diceva di fare. Vi rubo un minuto per leggervi qualcosa che sintetizza secondo me in maniera straordinaria quello che deve essere un manifesto per questo movimento. Un popolo, mettito la catena, spucchiatelo, attivateci la bocca, è ancora libero. Davateci il travaglio, un passaporto, a tavola non mangia, un letto non dorme. È ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo
quando ci arroba una lingua, a dudata di pace, è perso per sempre. Diventa povero e servo quando le parole non figliano parole e si mangiano ciaite. Ma ad ogni ora, mentre accordo la chitarra del dialetto, che perde una corda o giorno. Mentre ripezzo a di la camulata che tesseri nostri ave, con lana de pecore siciliane. E sogno povero. Io i denari, ma non li posso spendere. I gioielli, e non li posso regalare. Un canto un tagliaggio, con l'ale tagliate. Un povero che allatta un teminni scippi da macia putativa, che chiama figlio penciuria. Non ha ce l'aveva una macia, ne l'ha rubato. Aveva minne a fontana di latte e ci vippero tutti. Ora ci sputano. Non restò a voce dita, a cadenza, a vota vascia, du suono e du lamento. Chi non ne possono rubare? Non ne possono rubare, ma restiamo poveri e orfani, lo stesso. Questo è Ignazio Buttitta. E credo che non ci sia bisogno di commenti, va da sé. Jorn, Chat de Shangazza, 2002 New York, vivevo con un architetto tedesco, insegnavo siciliano. Chat de Shangazza, Jorn, lui si alzava e chiudeva la finestra che aveva lasciato socchiusa. Perché non esiste Shangazza in inglese, ma non esiste neanche in italiano. Quindi ho scolarizzato degli architetti tedeschi e anche i miei studenti al linguaggio quando facevo le lezioni di cinema, però gli scappava la mia parola di siciliano sempre. Io da persona di teatro mi sono trovato subito a combattere con questo problema del siciliano. Io capisco mio padre perché mi dava quelle pumpulate, perché appena si sente che hai l'accento siciliano te lo fanno notare subito. Ai primi provini e si sentiva che quello era napoletano, quello prima di me. E quell'altro che parlava toscano, porca miseria, non si sentiva. È romano che te parla così, non te ne accorgi. Ma solo a me mi devi rompere le scatole e mi devi dire si sente che sei siciliano. Ne ho fatto un'arma e ho cominciato a predicare in siciliano. Io faccio teatro, ho cominciato a usare il siciliano nei miei spettacoli, ma non in Sicilia. 1994, qua c'è Gigi Giacobbe, se lo ricorderà sicuramente, ho preparato uno spettacolo che si chiama Partitura per sangue e anima, 800 anni di storia, di poesia siciliana e musica, è andato al Fringe Festival di Edimburgo. Avevo 200 persone davanti, giapponesi, tedeschi, inglesi, gli cantavamo e recitavamo in siciliano e stavano lì con la bocca aperta a seguire fino all'ultimo. Io stesso mi chiedevo, ma che stanno capendo? Eppure la forza del teatro, dell'energia, della comunicazione, evidentemente passava attraverso le parole. Quando ho scritto, raccontavo ad Aurelio, quando ho scritto sto film, Scuru, 4 anni di studio e di ricerca passati tra bravi ragazzi e poliziotti, analizzando un po' il substrato, diciamo, malavitoso, delinquenziale, perché non è mafioso quello messinese, dietro le corse clandestine di cavalli. Mi ho scritto una sceneggiatura con Paolo Pintacuda che vinse il premio Solinas e lo vinse grazie alla forza della sua lingua. La sceneggiatura era tutta in siciliano. 4 anni appresso allo studio del linguaggio, quello della strada con cui parlano i ragazzi, con cui parlano. Eppure quando sono andato a Roma a cercare i produttori mi chiedevano ma il film bisogna tradurlo in italiano, lo devi fare in italiano, mica puoi usare questa lingua.
Ancora non era uscito Gomorra, ancora non erano uscite tante cose, per cui io mi sono battuto ferocemente, ho detto no, preferisco non farlo. Questa è la lingua, è un suono, è una musica, è la musica di questa strada, di questa terra, questo è il linguaggio, il modo in cui i miei personaggi si esprimono. Non voglio un siciliano alla Michele Placido, parliamo siciliano tutti quanti, questa cosa finta che mi fa rivoltare le budella, ma guarda arancino e arancina, no? Questo siciliano maccheronico, televisivo, orribile, veramente volgare. Ecco, quello sì che è volgare, quello è un insulto. Ogni volta che sento un attore parlare in quella maniera mi rivoltano le budella, vorrei... Ecco, vabbè, andiamo oltre, perché mi sto incazzando. Ora voglio dire, una delle letture più importanti della mia vita è stata sicuramente l'Odissea, l'incontro con Omero, con il Cuntu, con il racconto. Una Edo, quindi non leggeva, recitava a memoria le sue poesie, quanto di più teatrale e quanto di più vicino al Cuntu siciliano ci poteva essere. E per anni ho cercato disperatamente questa traduzione che sapevo la professoressa Rosa Gazzara siciliano avesse fatto, ma non la trovavo, ho fatto prima a trovare il suo numero di telefono. A quel punto è stata così gentile da volermene omaggiare una copia, ovviamente l'ho letta tutta d'un fiato. Non è facile scrivere il siciliano, non è neanche facile leggerlo, Forse c'è riuscito un poco Camilleri a far leggere il siciliano a mezza Italia, almeno quelle parti in cui lui parlava, però non è facile. E il tutto ovviamente ci ho pensato a lungo e ho avuto la possibilità, anche grazie a Davide e all'associazione RB, di poter mettere su un laboratorio che cominciasse ad analizzare il 12° canto dell'Odissea, cioè il canto qua, quello delle nostre parti, quello delle sirene, quello di Scilla, quello di Cariddi, qualcosa che parlasse di miti e di spazi che noi conosciamo, con i quali conviviamo e che a volte però forse a furia di averceli davanti dimentichiamo. Ed è stato un percorso bello, non tanto un discorso teatrale, quanto per me è più importante il viaggio che il raggiungimento della meta. È stato lo scoprire insieme alle persone che hanno frequentato questo corso cosa c'è dietro il mito, cosa c'è dietro questi nomi, questi racconti e la forza di questa traduzione. Abbiamo messo a confronto direttamente la parte dal greco, le varie traduzioni in italiano, con la traduzione poi della professoressa Gazzara, per arrivare a cercare di trovare una sintesi ed era perfetta, devo dire, superiore a tantissime traduzioni italiane che purtroppo vengono spacciate per buone. Lei ha tradotto direttamente dal greco, non ha fatto tipo Uciclopo di Pirandello, che ha tradotto i traduttori di Euripide. No, lei ha tradotto direttamente all'originale greco, preso alla libreria di Oxford. Io la ringrazio tantissimo per il suo lavoro, per la sua dedizione, per il suo animo, perché bisogna essere molto generosi per intraprendere un'iniziativa di questo tipo. Tra l'altro ha anche tradotto, visto che c'era, la Divina Commedia di Dante Alighieri, eppure l'Eneide, ecco, per non farci mancare niente. Quindi è il prossimo laboratorio. Voglio dire, cosa si può fare? Ecco, il teatro, quello vivo, che qui in sala è rappresentato da due grandi autori, Tino Gaspanello, che è autore teatrale, regista, scrive in siciliano ma è tradotto all'estero e viene regolarmente messo in scena in Francia. E poi abbiamo Saverio La Ruina, un paio di volte premio Ubu, messinese d'adozione ma di Castrovillari, che usa la sua lingua, il suo calabrese per dar voce
ai suoi personaggi. Quindi questa è la maniera di tenere viva la nostra lingua, usarla il più possibile, usarla quando si può, quando parliamo tra di noi, quando insultiamo qualcuno a un incrocio abbassando il finestrino della macchina, quando parliamo al supermercato, quando parliamo anche ai nostri figli o all'architetto con cui condividi l'appartamento. Insomma, il siciliano è vivo fino a che noi lo parliamo e le scuole possono fare tanto, secondo me. C'è ovviamente un siciliano, il teatro, come si dice, amatoriale, che è un teatro d'annata ricca e Massaro contento, ma anche quello ha un suo perché ha delle parole che altrimenti andrebbero perdute. Io nel 2002 ho girato un documentario a New Orleans, dove c'è la più grande comunità di siciliani in America, 9.000 persone. E ho girato un documentario sul St. Joseph Day, cioè il giorno di San Giuseppe, dove questa comunità siciliana ancora oggi si riuniscono nelle famiglie e cominciano a cucinare per 3 giorni. 3 giorni e 3 notti, imbastendo tavole. Sì, ma non le facciamo manco più qua queste cose. No, e per il giorno di San Giuseppe, cioè il 19 di marzo, aprono queste case e fanno entrare tutti, diciamo, i poveri possono andare e nutrirsi. Però mi interessava perché questa cosa era un po' strana, perché il giorno di San Giuseppe corrisponde al martedì, in quel caso prima del giovedì grasso, dove a New Orleans c'è la parata in maschera, no? Nelle strade di New Orleans si travestono e vanno in giro. Ma è anche una cosa ancora più strana, perché la comunità afroamericana per un anno lavorano a costruirsi questi costumi che sono a metà di ispirazione nativo-americana, quindi da indiani d'America, ma con i colori da Rio de Janeiro, del Brasile. Quindi hai questa comunità nera travestiti da indiani che vanno a visitare gli altari di San Giuseppe dei siciliani. È un guazzabuglio, a me piaceva tanto questa idea, quindi parlano un siciliano che noi non parliamo più. La signora Rosaria, che aveva una libreria di fumetti a Brooklyn, dove andava, che era di Filicudi, parlava un siciliano, ragazzi, io non lo capivo. I figli non sono mai venuti in Sicilia e non gliene poteva fregare di meno, questa è una cosa brutta. Se le vecchie generazioni sognano di tornare in Italia, le nuove generazioni hanno un'idea tramite il cinema e tramite la televisione. Qui siamo talmente indietro che non hanno per niente intenzione di venirci. Forse ora, con quella serie che hanno fatto, The White Lotus, ambientata a Taormina, le presenze americane stanno aumentando. Cosa possiamo fare quindi? Parlare il siciliano, non vergognarci di essere siciliani, parlarne e inserirlo nel nostro quotidiano. La scuola ha un peso enorme e deve e può fare tantissimo perché non venga ghettizzato all'interno delle classi, cioè almeno che non prendano le stesse tumpulate che abbiamo preso noi. Grazie a Vincenzo Tripoto, direi che stiamo veramente aggiungendo tanti spunti di azione che possiamo portare avanti. Io invito il professore Sergio Todesco a raggiungermi qui al tavolo, perché davvero la lingua è la nostra identità, non è proprio lo dicevano gli studenti della Farina, dicevano che cosa dire il siciliano, che cosa ti viene in mente? Casa, storia, il mio cuore, la mia famiglia. Certamente. Io sono e rimango in parte un parlante siciliano, perché lo sono stato avendo vissuto negli anni 50 la mia vita quotidiana nei cortili cittadini o nelle campagne della provincia di Messina. E però crescendo ho sempre più preso consapevolezza che questo mio parlare siciliano non era un linguaggio alternativo, né un linguaggio subalterno, ma un linguaggio complementare all'italiano, un linguaggio che aggiungeva espressività, ricchezza lessicale
a quello che era il registro linguistico nazionale.